Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia, buona giornata. Parliamo di sicurezza nei diversi territori nel nostro paese e poi nelle nostre città. Una città che a percepire, sentire i cittadini appare percepita molto insicura per i continui fatti che avvengono di criminalità quotidiana, furti, rapine, e chi più ne ha più ne metta, per esempio, è, tanto per cambiare, la città di Padova, anche se poi le autorità quando vengono interpellate dicono no perché in base ai dati eccetera. Sentite i cittadini, valutate quello che succede, almeno un furto nelle abitazioni, almeno uno, ne avvengono anche diversi, anche decine ogni giorno e molti che non vengono neanche denunciati perché ormai i cittadini sono anche un po' esasperati, però si verificano. Poi ci spostiamo nel territorio del Trevigiano e anche lì, soprattutto nei comuni limitrofi al capoluogo di provincia, si verificano moltissimi fatti di criminalità. Ma al di là di questo si parla di una sicurezza anche in generale del nostro paese, una sicurezza che via via rischia di vacillare. Perché? Perché di fatto non si creano quei presupposti di tranquillità sociale, c'è sempre più, e voi ne siete testimoni, ci mandate continui messaggi, ci mandate mail, ci telefonate e ci dite che c'è una rabbia profonda, manifestate una rabbia profonda, dissapore. Quando a un certo punto si arriva al break even, cioè quella soglia limite superata la quale non c'è più il ritorno, ecco, scatta un meccanismo in cui la sicurezza era solo un bel ricordo. E io vorrei partire con Edoardo Sivari, generale dei Carabinieri, ben arrivato qui con noi, esperto di sicurezza, con quanto ha sostenuto il capo della polizia Alessandro Panza, che ha dichiarato giorni fa, la settimana scorsa, ha lanciato l'allarme, e quindi qui parliamo di sicurezza proprio dei cittadini. Troppi tagli, diminuisce il servizio di sicurezza reso ai cittadini. Questo è il numero uno della polizia italiana, che praticamente incrocia con i dati che sono dati dal Viminale. Ogni tanto qualcuno mi chiede di aumentare il livello dei controlli in alcune città o in alcune parti del paese. Voglio essere chiaro con tutti, oggi non siamo in grado di accrescere la sicurezza in nessuna parte del territorio. Panza è al vertice del Dipartimento Sicurezza del Ministero dell'Interno e da lui dipendono Polizia, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, cioè il capo delle forze dell'ordine sostanzialmente. Ed è la prima volta che la massima autorità della sicurezza del Paese dà un segnale così forte di resa alla criminalità. Un allarme drammatico rivolto al mondo della politica, in particolare tra l'altro al Ministro dell'Interno Alfano, e anche sul tema che diventa scottante, però il Ministro non risponde. Davanti ai dirigenti Polstato dice che non è pensabile che noi possiamo offrire lo stesso servizio di sicurezza al cittadino che offrivamo qualche anno fa, con 15.000 poliziotti, 15.000 carabinieri e migliaia di finanzieri in meno, e soprattutto con la riduzione delle risorse. E qui pone il problema della delega all'esercito di eventuali incarichi, mettendo in discussione la deriva del sistema democratico, cioè lancia anche questo allarme, qui siamo alla deriva del sistema democratico. Allora, e da qua si possono fare diverse... Si può partire da qui e esatto, andare ovunque. Intanto io ho letto con molta attenzione e ho apprezzato molto, non sia strano, non sembri strano che un carabiniere apprezzi molto quanto detto dal capo della polizia, perché finalmente dalla modestia anche della parte tecnica che c'è anche in posti di vertice, è venuta fuori una voce fuori dal coro, cioè questo signore ha detto chiaramente: guardate che è finita, non c'è più niente da fare, stiamo dando una sicurezza inferiore a quella che dovremmo e in qualche modo potremmo. Io richiedo una cosa proprio per spiegare ai nostri telespettatori. Si è parlato di tagli della pubblica amministrazione che devono essere fatti, eccetera, ma questi non sono tagli congrui, perché se le forze dell'ordine servono per garantire la sicurezza dei cittadini, che vuol dire che i cittadini se la comprano questa benedetta sicurezza, perché in Italia niente è gratis, ogni euro versato serve a pagare qualche cosa, e ne versiamo tantissimi, che ce ne dica. Lei affronta un problema che è alla base di una serie di discussioni che avvengono in politica, cioè la sicurezza è un po' come l'aria, nessuno sa dov'è, nessuno la vede, nessuno la tocca, però nel momento in cui manca tutti quanti soffocano, tutti quanti soffochiamo e percepiamo la mancanza dell'aria fino a morirne. La sicurezza è come l'aria, si muore di mancanza di sicurezza e
al di là degli episodi di cronaca, c'è il fatto che purtroppo per la sicurezza, come dicevamo poco fa fuori onda, non si investe. Ma perché non si investe? Perché con ogni probabilità nessun politico, dal suo punto di vista, direi anche giustamente in maniera un po' cinica, investe in sicurezza. Perché? Perché la sicurezza è come la cultura, è come il campo di grano, per essere più semplici. Se io semino oggi, raccoglierò quando sarà il tempo del raccolto. Il politico che oggi investisse soldi, fondi pubblici in sicurezza, potrebbe non trarne il suo giovamento elettorale subito, potrebbe trarne il giovamento magari quello che viene dopo, fra 10 anni, fra 15 anni. Ma non c'è questo tipo di predisposizione. E non c'è. Il nostro politico medio, non voglio fare nomi, ovviamente non mi rivolgo a tutti quanti, però la gran parte di quelli che possono decidere sulla nostra sicurezza non ha la visione da statista, ma ha la visione, con tutto il rispetto, da bottegaio. Cioè pochi, maledetti e subito, io investo se mi possono tornare subito. Quindi investo in lavori pubblici, rotonde, allargamento di strade. Quando hanno investito nella Napoli-Reggio Calabria, ma che investimento eccellente hanno fatto? Eccellente, lo dico tra virgolette in maniera paradossale. Sì. Hanno fatto un investimento tale che per 20-30 anni continua a macinare soldi. Quindi ovviamente non si investe in cultura. Non ci dimentichiamo che non è un discorso né di destra né di sinistra. C'è stato un ministro che ha detto che di cultura non si mangia la cultura. Purtroppo la cultura della sicurezza è stata via via fatta scivolare e oggi ci interessiamo della sicurezza come del pronto soccorso. Io vorrei domandare, fare un piccolo sondaggio tra i telespettatori per sapere se qualcuno di loro sa come è fatto un pronto soccorso, come è organizzato, che professionalità ci sono, che cosa devono fare, che turni hanno, eccetera. Non lo sanno, ma per fortuna non lo sanno soltanto quelli che ci sono capitati. Allora, la sicurezza è come il pronto soccorso. Vogliamo avere il pronto soccorso che quando stiamo male ci curi, che ci siano delle eccellenze, che ci siano persone preparate, che ci siano persone motivate e che non guardino alla mezz'ora in più o in meno, ma ci diano una mano quando abbiamo bisogno? Bene, questa è la sicurezza. Vogliamo fare la stessa cosa? Se così è, bisogna investire. Non come i pronti soccorsi, perché anche il pronto soccorso stanno tagliando. Assolutamente sì. Perché, e me lo consenta fino in fondo, perché spesso e volentieri il figlio, la moglie, lo stesso politico, l'amica, diciamo la casta tout court, per parlare con una parola che ormai è abusata, se ha qualcosa che non va, lo trova il primario che anche il giorno di Natale, la notte di Natale, se serve qualche cosa per la sua sicurezza, come se lo trova. No, ma la cosa comunque... E quindi questo è sbagliato. E certo. Mancando la sicurezza, manca non soltanto la libertà, ma manca la democrazia. La democrazia ha il grosso vulnus nel non essere tutti noi sicuri di poter uscire tranquillamente, di poter andare a grandi città o piccole città. Ad esempio, qui guardo i dati che sono stati un po' diffusi, che effettivamente si dice che il taglio delle risorse in un momento di crisi economica comporta un aumento della criminalità a vario genere. Allora, nella città come Firenze, guardando la classifica dell'aumento dei delitti, rispetto al 2012 c'è stato un aumento del 9,2% rispetto all'anno precedente. Poi a Firenze sono cresciuti del 100% gli omicidi volontari, del 16% i furti in abitazione, del 50% delle rapine in banca.
E dopo vediamo Bari, Roma, Napoli, sono dei dati, cioè una cosa sconvolgente, sono dati addirittura aumenti delle rapine in abitazione del 47%, 47% a Bologna. Allora io dico questo, il privato cittadino benestante che ha disponibilità economica si rifugia nel suo piccolo bunker, perché le abitazioni sono dei bunker, con tutte le telecamere possibili, sistemi di sicurezza, paga anche la vigilanza privata, poi nel sud c'è invalsa questa abitudine come nelle nostre zone artigianali o industriali, per tutelare la propria proprietà, ma il normale cittadino non ha neanche soldi di che piangere, non prendersi i sistemi di allarme che comunque sono costosi, eccetera. Si vuole portare, e questa è un po' una domanda provocatoria che io faccio a lei, all'esasperazione i cittadini e far sì che poi inizino a reagire da sé? Perché questo molti... Guardi, questa è l'accusa che molte persone che la pensano come me hanno fatto senza differenza di schieramento politico, destra, centro, sinistra, a tutto un ceto politico, una classe politica che è sembrata scarsa di proposte, ma pronta a tutto per i propri interessi. Gli interessi dei cittadini sono stati abbondantemente messi sotto i piedi. Purtroppo per questo motivo, perché non hanno quella sensazione di insicurezza. Percepita. Un attimo solo, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Chi chiamo da Dolo. Da Dolo, prego. Io volevo dire una cosa, no? Senza essere cinici, perché questa emergenza criminalità, perché tutti dicono non fanno mai nomi, non fanno mai... Bisognerebbe anche dire che nazionalità ha tutta questa criminalità, no? Perché rapina all'oreficeria al centro dell'est, rapina in villa al centro dell'est, rapina nella casa al centro dell'est, ammazzata la signora al centro dell'est, ammazzata la vecchia al centro dell'est, trucidati quelli di Treviso al centro dell'est, insomma non lo so, voi pensate che c'è 3/4 di Romania in Italia, lo pensate questo? Adesso sentiamo il nostro ospite cosa dice. Va bene, deve aggiungere qualcos'altro? Grazie della sua telefonata. Allora, intanto farei un discorso serio. Io non ho mai considerato il criminale guardandogli né il colore della pelle, né il linguaggio che usa, il dialetto che parla, né se viene dal nord o dal sud. Per me un criminale è un criminale, punto. Il discorso che fa questo cittadino non è sbagliato, nel senso che probabilmente dall'est, dalla Romania, ma anche dall'Africa, anche dai paesi islamici, vengono persone che pur di fare qualcosa, pur di scappare da certe situazioni, da guerre, guardiamo in Somalia, dalla carestie, guardiamo il Sudan e tutti i paesi del Centro Africa, da ce lo siamo dimenticato, da un regime assolutamente dispotico che c'era all'est prima dell'89 e che comunque ha continuato con i loro oligarchi a fare più o meno fintamente, democraticamente la stessa cosa, scappano e vengono di qua. L'uomo va dove cerca, dove sa che può star meglio, e specie alcuni delinquenti vengono perché sanno che, e qui il discorso si fa più generale, non è più solo sicurezza ma è anche giustizia, certezza della giustizia, dove vengono e sanno perfettamente che tutto sommato rischiano ben poco. Rischiano ben poco perché abbiamo un retroterra culturale per cui il carcere deve essere fatto in un certo modo. Io farei vedere come sono fatte le carceri in Romania, in Turchia, come sono fatte le carceri in Kazakistan, come sono fatte in altri posti che spesso arrivano agli onori della cronaca. Noi non vogliamo certamente una cosa del genere, perché è veramente contro l'essere umano, però almeno la certezza della pena, che chi fa una cosa non è che, come è successo
ne sono successi tanti, ma ultimamente condannato a 20 anni all'ergastolo per aver ucciso una ragazza, ha avuto lo sconto di pena a 20 anni, poi è stato dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere e quindi ha un altro sconto di pena, passerà 6 anni in un manicomio criminale, in un istituto del genere. Probabilmente se rinsavisce, fra 5 anni la mamma di quella bambina a 16 anni e mezzo ammazzata a coltellate per salvare la sorella, se lo trova in giro. Io mi domando, se fosse vostro figlio, vostra figlia, cosa fareste trovando quello che l'ha ammazzata brutalmente? Ecco, per evitare questo stato di cose, che poi porterebbe a ben altro, io ricordo spesso che in una Germania paragonabile a com'è oggi l'Italia, solo per sommi capi, nel 1932 è uscito fuori un imbianchino con i baffetti da Sparviero che nel giro di 8 anni ha portato la Germania a stare meglio e tutti noi a stare peggio perché c'è stata la guerra. Allora vorrei evitare una cosa del genere. Dal punto di vista democratico mi dispiace dover vedere purtroppo che quella china la stiamo percorrendo a grandi passi e francamente un po' mi dispiace, non per me, per la mia generazione, perché ormai siamo arrivati quasi al traguardo, ma i nostri figli, i nostri nipoti purtroppo se la vedranno male. Ebbene, è anche un problema di giustizia, la giustizia certa, la giustizia vera. Purtroppo da noi è scritto nelle aule dei tribunali, la giustizia è uguale per tutti, ma manca il punto interrogativo, perché non è un'affermazione, è una domanda, ma è allora, una eventualità. Lei, è un po' diciamo così, la discrezionalità lasciata al giudice, i margini di interpretazione che ci sono nelle leggi, cioè che cos'è che porta poi a questo tipo di sanzioni, di pene che non sono congrue per il tipo di reato commesso, e poi d'altra parte c'è tutta perché noi viviamo all'emergenza, noi siamo un popolo, non siamo nemmeno un popolo, siamo una moltitudine di persone, sostanzialmente siamo anarchici, sostanzialmente siamo indisciplinati, abbiamo tutti l'effetto NIMBY, not in my backyard, cioè tutti vogliamo per esempio risolvere il problema della prostituzione, ma non vicino a casa mia. Tutti vogliamo risolvere il problema, che ne so, del Mose o del passante di Mestre, basta che non venga fatto vicino a casa mia. La TAV, sì, forse ci piacerebbe anche, ma non a casa mia. Se viene fatta nella valle di là, forse va anche bene, nemmeno me ne frega niente. Ecco, questo problema... Quindi è una forma di egoismo in generale. Ma io ho cominciato dicendo che è un fatto culturale. Mentre la Francia, la Germania, l'Inghilterra nel corso di millenni sono diventati un popolo, noi nel corso dello stesso millennio, dal 1000 al 2000, siamo rimasti una realtà, come diceva Metternich, un'espressione geografica piena di 100.000 comuni, signorie, principati, regni, regnucoli, piccole repubblichette. Una sola ha fatto storia, è stata la Repubblica Serenissima. Purtroppo non siamo riusciti a mutuare, anche per una sonora truffa, io sono assolutamente convinto di questo, che è stata fatta ai danni del popolo veneto, non siamo riusciti a mutuare quella organizzazione. Ve lo immaginate non voglio fare nomi, ma uno dei tanti Batman che abbiamo trovato in questi ultimi tempi, uno dei tanti, come diceva Craxi, mariuoli che abbiamo trovato in questi ultimi tempi, nella Repubblica Serenissima non aveva certamente vita facile.
Sì, sì, no, ma senza andare a prendere cose, esempio, io voglio molto restare sul concreto, sull'attuale, perché sennò dopo i nostri telespettatori non ci si riescono più a seguire. Fattore culturale senza dubbio, però cercando di trovare una soluzione ai problemi. Allora, di fatto, se vengono a mancare volutamente, deliberatamente o meno, adesso qui non lo so, perché uno può anche vedere i massimi sistemi e dire c'è tutta una manovra dietro che porta, scendiamo con i piedi per terra. Esatto. Allora io dico 15.000 forze dell'ordine in meno, poi carabinieri, 15.000 polizie, eccetera. Bene, mancano forze dell'ordine. Bene, dice il nostro telespettatore, poi ci sono anche dei dati, effettivamente diciamo che c'è una percentuale superiore di persone straniere che magari proprio perché non hanno trovato realizzazione nel nostro paese sono arrivate alla deriva, magari anche per necessità, io direi anche per uno spirito tendenziale delinquenziale, perché un onesto non solo quello, bisogna considerare anche quest'altro fatto che... No, ma aspetti che mi faccia finire. Che delinquono, benissimo. Certo. Allora, allo stato attuale, come ha provocato il capo della polizia? Si delega all'esercito? Che ma cosa per l'amor succede? di Dio. Abbiamo la le città saranno deserte. Cosa succede? Allora, cosa si va... ha perfettamente ragione. Io sono anni che vado dicendo che l'esercito è stato fatto per fare l'esercito, non per fare il poliziotto, non per fare il vigile urbano, non per fare il piantone alle discariche. Però di fatto a molte volte di fatto è stato viene delegato. usato così perché non solo la politica è caduta in bassa demagogia, non solo il sindaco più esagitato e magari che aveva un collegamento con il ministro della difesa ha detto chiamo l'esercito e ha fatto arrivare un battaglione di alpini o di bersaglieri da qualche parte per dare un po' di fumo negli occhi. Non serve l'esercito, servono poliziotti, carabinieri, vigili urbani, servono finanzieri, serve Ma se non ci sono le forze questi? di polizia. Non è che non ci sono perché si stanno estinguendo come i dinosauri. Esatto, non ci sono perché ciò che è la spending review di oggi, le forze di polizia la fanno già da 20 anni, non è che la fanno da ieri pomeriggio. Non hanno aspettato che questo capo della polizia finalmente lo dicesse, ma in silenzio sono stati tagliati e tagli ne sono stati fatti tantissimi. Questo perché? Perché ovviamente la politica che comanda anche sulle forze di polizia, per fortuna, non vorrei una dittatura né militare né poliziesca, assolutamente. Infatti no, ma per arrivare a questo tipo di deriva... Per non arrivarci bisogna vaccinarsi. Facciamo sempre l'esempio del pronto soccorso, che è calzante. Quando si arriva al pronto soccorso con una infezione su una gamba, il chirurgo deve tagliare, non c'è verso, deve uscire sangue, deve fare in modo di aprire, togliere la parte purulenta e ricucire. Questo deve essere fatto, così deve essere fatto anche con le forze di polizia, ma non è che l'1% dell'attività di repressione deve essere messo come esempio, perché si fa polizia giudiziaria o polizia di sicurezza prima con la cultura e con la prevenzione. E le faccio un esempio. No, facciamo cultura e prevenzione, ne parliamo tra poco in modo che lasciamo in sospeso il discorso. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo con voi.